Per quanto riguarda i lavori, essendo a settimo ci concentriamo sui lavori pubblici a settimo, do adesso la parola ad Alessandro Moro per visualizzare appunto i lavori pubblici a settimo. Grazie. Sì, io sono Alessandro Moro, mi presento, nel nostro programma che non è fantascienza ma assolutamente si basa sul programma triennale dell'opera pubblica approvato in comune. Noi riteniamo che alcune opere che sono state messe a bilancio vanno portate a compimento e se vogliamo concentrarci sul settimo vorremmo costruire la pista ciclopedonabile per collegare il comune di Sesto Regina, anche perché è un intervento facilmente finanziabile, con riordino urbano dell'accesso della via del Parru, perché lo consideriamo di facile accesso all'area ambientale tutelata del nuovo parco, e vicino al ponte dell'autostrada viene riscontrato periodicamente, non solo negli ultimi fenomeni atmosferici, delle esondazioni che vanno risolte. La realizzazione del completamento della pista ciclopedonabile di via Pordenone, che si sta già completando, via 4 novembre Borgo San Giovanni, perché noi, come Cinzia prima diceva, vogliamo creare una rete funzionale e che colleghi soprattutto i punti strategici del paese. Noi pensiamo che la piazza di Cinto o le scuole o la piazza di Settimo devono essere collegate al polo sportivo. Se qualcosa è mancato negli ultimi anni sono la manutenzione delle strade secondarie. Ovviamente questi sono interventi puntuali che vengono messi sempre in secondo piano. Cercheremo di ridefinire le priorità del nostro piano, e l'illuminazione, come la segnaletica, la messa in sicurezza dei tratti di fossi sarà al centro della nostra attenzione. Come porteremo l'illuminazione in punti marginali del paese? Noi stiamo già studiando un progetto pilota che utilizzerà la tecnologia LED, che è una tecnologia di nuova concezione che permette di risparmiare sui consumi quasi il 45%, e abbiamo pensato che comunque il 45% su una cifra di bolletta dell'elettricità che il comune, che io non so quanto è, ma sì, sicuramente sarà elevata. Comunque questo risparmio cercheremo di convogliarlo nella realizzazione di altri tratti, quindi non verranno, se c'è un risparmio cercheremo di utilizzare questo risparmio per potenziare ancora l'illuminazione. Questo centro culturale Stefanutto, come Sfigavore ci ha dimostrato che ha bisogno di una manutenzione, e ci impegneremo a farlo, perché una linea guida del nostro programma è di attivare la vita sociale a Cinto. La vita sociale a Cinto viene attivata mediante una molteplice serie di interventi, che possono essere sì lavori pubblici, possono essere sì lavori su qualsiasi edificio pubblico in genere, però ci deve essere anche un supporto dell'impatto sociale, della parte dell'amministrazione che si apre verso il cittadino a raccogliere le sue idee, e noi questo specificatamente a Settimo, perché abbiamo idea di fare altre opere nel resto del comune, verrà sicuramente fatta. Io non vorrei portarvi via tanto tempo, ci sono due cose che riteniamo che il bilancio triennale abbia bisogno di una correzione. Una correzione, io non conosco il progetto, vi dico la verità, accedere a queste cose ce ne sarà tempo. Comunque ci sono progetti per il riordino della strada provinciale principale che attraversa tutto il comune. Ci sono due incroci, in particolare quello di via Zampera e quello di via della provinciale 78, via Umberto Grandi, quella che porta a Sesto Regina, che a memoria mi pare che sono 600.000 euro,
Sì, 600.000 euro cada uno. Beh, noi cercheremo, appena avremo la possibilità di accedere a questi progetti, di rivederli, perché siamo dell'idea che sì, vanno fatti, sì, sono dei punti strategici per il paese, sì, sono dei punti pericolosi, però cercheremo un po' di progettarlo in un modo un po' diverso. Per quanto riguarda altre cose che verranno realizzate in tutto il resto del comune, non vi neanche sottolineo le piste ciclabili che saranno realizzate, perché ve l'ho già detto prima, e strade secondarie, l'illuminazione pubblica. Vogliamo predisporre un piano di intesa con i commercianti di tutto il paese per l'utilizzo della nuova piazza di Cinto, che è una risorsa che va sfruttata. Cercheremo di dargli anche una nuova faccia, nel senso che il grosso è stato fatto. Se, secondo me, questa è un'opinione personale, la popolazione veniva coinvolta con questo progetto e venivano ascoltate alcune idee che potrebbero essere sbagliate, potrebbero essere anche dare indicazioni di qualcosa di diverso, cercheremo di farlo mediante il potenziamento del verde, che mi sembra un po' carente. E per quanto riguarda la latteria di Cinto, noi pensiamo che il miglior strumento per arrivare a un progetto efficiente, un progetto di alta qualità, sia il bando pubblico. Il bando pubblico tante volte viene visto come una spesa, io lo vedo come un'opportunità. Perché lo vedo come un'opportunità? La competizione, come sappiamo, fa crescere il livello. Aprire un bando di concorso pubblico per la progettazione di quell'area potrebbe essere uno spunto per rivedere anche tutti gli interventi successivi.